Buongiorno notizia. Pochi minuti alle 10, ci abbiamo ancora un po' di spazio per un'ultimissima notizia riportata da Messina oggi. A Messina infatti c'è grande attesa per la festa della musica che vedrà di scena oggi pomeriggio a partire dalle 18 a Piazza Immacolata di Marmo Luca Madonia ex De Novo. Sul palco salirà anche Vincenzo Spampinato, artista poliedrico siciliano. La serata sarà animata dagli allievi dell'Accademia Lizard e dalla One Way Band fondata dalla messinese Barbara Arcadi. L'evento è stato promosso dalla Confcommercio di Messina con la collaborazione dell'assessorato alla cultura. Durante la serata sarà anche avviata una raccolta di beneficenza per contribuire alla realizzazione di un centro diurno per soggetti autistici. Per noi si tratta di una iniziativa, ha detto Carmelo Picciotto, presidente di Confcommercio Messina, che riveste una importanza notevole perché la finalità è appunto solidale. In chiusura le previsioni del tempo sulla Sicilia a cura di Meteo.it. Al mattino un po' di nubi sul settore tirrenico e nell'est della regione, brevi precipitazioni isolate nell'est, specie sui rilievi, temperature minime in lieve calo. Nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con occasionali precipitazioni nel nord della regione, nevose sopra 500 metri circa, massime in calo, venti sostenuti settentrionali, mari molto mossi. Puntualissimi chiudiamo anche questo appuntamento di giovedì 29 dicembre di Buongiorno Notizia, che torna puntuale però domattina dalle 8:15 in poi, ancora in diretta da studio con il consueto carico di informazione, notizie, approfondimenti, la rassegna stampa alle 8:30 e poi la buona musica di Studio 90 Italia. Da Antonio Carreca a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. A risentirci a presto. Abbiamo trasmesso Buongiorno Notizia.